tu lo devi lasciare perché quello ti limita in tutto, ti sta sempre col fiato sul collo ed è pure violento. Mi sa che c'era alt, gioco della felicità. Vabbè, dai, almeno non spaccia e non va a mignotte? No, no. Il gioco della felicità è una cazzata. O vogliamo fare la fine di Topazio? Io non la voglio fare la fine di Topazio. Piccola, fragile. No, no, assolutamente no. Prosegue con Principesse e sfumature la rassegna teatrale allo Spazio Zenith di San Donà di Piave, uno spettacolo esilarante e già vincitore del premio Comedy al Roma Fringe Festival, portato in scena dall'attrice e autrice Chiara Becchimanzi, che in maniera intelligente e mai banale porta il pubblico a riflettere sulle tematiche e gli stereotipi sulle donne, sessualità compresa. Chiara, quando è nato questo spettacolo e come? È nato nel 2015 perché è nato in realtà dal diario della mia psicoterapia, che poi però si è arricchito di tanti altri racconti, ovviamente portati al paradosso perché per una vita sola sarebbe troppa roba, però ho chiesto anche ad amiche, colleghe, parenti, no, di raccontarmi le loro cose, le loro disavventure ed è nato in uno studio che ho portato al Fringe di Roma e poi si è allargato sempre più, diciamo. Il mio spettacolo non vuole essere un monito, vuole essere solo un modo, diciamo così, divertente per analizzare le proprie idiosincrasie. Siamo schiavi di moltissimi cliché, già soltanto riconoscerli vuol dire iniziare a smarcarsi da essi semplicemente. Uno spettacolo vivace, dal tono ancora più vivace, il titolo però parla di principesse. Come mai questa antitesi tra il titolo e quello che comunichi? Perché per quanto cerchiamo di allontanarci da questa idea, le bambine sono sempre le principesse di papà e le bambine piccole vogliono sempre essere delle principesse. Io insegno a scuola alla materna, loro vogliono esserlo e la domanda che ci dobbiamo fare è: sono loro che vogliono già esserlo o siamo noi che vogliamo che siano principesse e quindi glielo inculchiamo? Perché magari invece una potrebbe voler essere un astronauta, un palombaro, un cavaliere, una boxeuse, cioè chissà, nel senso. Io insegno teatro, quindi il teatro è un veicolo, si basa su altri canali, no? Non c'è una dottrina oppure le materie, ma serve a liberare più che a indottrinare. Ecco, forse mi piacerebbe pensare di essere stata un veicolo di libertà per tanti bambini e tante bambine.